Fede e tradizione ad Agrigento il Venerdì Santo costituisce uno degli appuntamenti più sentiti, una giornata intensa iniziata all'imbrunire di ieri, giovedì santo con la visita ai sepolcri, quindi alle prime luci di oggi pellegrinaggi dei devoti, dei fedeli, verso il santuario dell'Addolorata in via Garibaldi, dove è partita la processione della Madonna verso piazza Pirandello. Sì, il Triduo Pasquale è il centro della vita della Chiesa, il venerdì di Passione, il sabato in attesa della risurrezione e la domenica di Pasqua. Venerdì Santo ha una particolarità per Agrigento, il Cristo Redentore che attraversa le strade, quest'anno è ritornato nel Rabbato, nel quartiere di Santa Croce. È Cristo che dice la passione che ha per l'uomo debole, fragile, per ogni uomo, e in fondo è la provocazione per ciascuno di noi. Dovremmo fare come questa statua, che passando per le strade volge lo sguardo agli uomini. Noi tante volte tiriamo dritto, siamo presi dalle nostre preoccupazioni, dai nostri interessi. Il Redentore ci dice invece che siamo chiamati a percorrere le strade dei nostri fratelli e guardarci attorno. Che sia un periodo importante quello del Triduo Pasquale e della Pasqua. E ormai Agrigento è capitale della cultura, ma che sia un risveglio culturale reale nella nostra vita, nella passione per l'uomo e per la città. Oggi è il giorno della passione di Cristo, del suo sacrificio sulla croce, del momento del perdono, un momento di forte vicinanza tra la comunità ecclesiale e la Chiesa riunita tutta sotto la croce. Al suono della banda il simulacro dell'Addolorata lascia il suo santuario accompagnato dai confrati. Siamo qua oggi, in questo giorno solenne, venerdì santo, per portare alle cittadinanze sia il simulacro di Gesù appassionato e stasera Gesù morto nell'urna, per rappresentare la fede in tutta la città. Questo è il nostro servizio che facciamo ogni anno, con grande dedizione e con grande amore verso Gesù e verso l'amore che abbiamo per la Chiesa agrigentina. Finalmente dopo tanti anni, o almeno da 2 anni a questa parte, per quello che abbiamo vissuto, si ripetono i riti tradizionali del Venerdì Santo, quello del percorso tradizionale. Siamo contenti che comunque la popolazione sta rispondendo a questo evento, nonostante dico ancora c'è qualche perplessità nel fattore sanitario, però dobbiamo dire che siamo soddisfatti di questo giorno. La processione si avvia davanti al municipio, dove avviene l'incontro con Cristo che porta la croce, il momento nel quale alla processione si unisce l'amministrazione comunale, rappresentata dal primo cittadino Miccichè. Abbiamo ripreso finalmente dopo 3 anni di pandemia, che l'anno scorso è stata limitata anche la manifestazione religiosa, la processione, finalmente abbiamo ripreso e rientra nelle nostre tradizioni, una grande tradizione. Una tradizione religiosa, ma è anche una tradizione di tutta la città, e questo si sposa sempre con le nostre tradizioni culturali. Questo è anche un altro tassello che io aggiungo sempre a quel grande puzzle che vi dicevo poco fa per la nostra storia agrigentina. La processione continua per via Atenea, tra 2 ali di folla, prende forma e solennità, accompagna Gesù verso la chiesa di Sant'Alfonso, all'interno della quale avverrà il rito della crocifissione, seguito dalla predica delle 7 parole, le preghiere, i canti. Sotto la croce proseguiranno fino a tarda sera, quando il corpo di Gesù verrà deposto e riportato per la città. Si rifà lo stesso tragitto, al contrario, ancor più caratterizzato dalle fiaccole. Intorno a mezzanotte si arriverà nella chiesa di San Domenico, dove dal sagrato della chiesa l'arcivescovo Monsignor Damiano terrà il tradizionale pontificale, al suono e alla parola del suggestivo e struggente canto «Asi, versate lacrime».